A me sembra chiaro che in Veneto funziona sempre nella solita direzione dell'ordinanza. Si esce di casa per prendere una boccata d'aria, fare due passi nel raggio, nella distanza dei 200 metri da casa. Penso che il Viminale abbia chiarito la sua posizione relativa all'accompagnamento del minore nel momento in cui ci siano degli impegni indifferibili, come andare a fare la spesa piuttosto che andare allo sportello bancario o in farmacia, che il minore che non si può lasciare da solo lo si porta e viene accompagnato, tutto lì. Nessun contrasto quindi tra le ordinanze regionali in vigore e le nuove misure adottate dal governo, con la proroga delle restrizioni fino al 13 aprile, e questo con l'apertura ai genitori che non possono lasciare i figli minori a casa. A sua volta però Zaia conferma l'intenzione di prorogare anche l'ordinanza della regione una volta pubblicati i testi dell'esecutivo, ordinanza che continuerà a essere più restrittiva di quella nazionale. Noi confermiamo che appena sarà uscito, pur avendo, come si dice, una base giuridica decisamente complessa, ma comunque abbiamo già preparato e scritto un'ordinanza restrittiva per confermare le misure in essere e anche per alcune novità. Per Zaia non va allentata la tensione, né si può parlare al momento di riapertura delle attività produttive e commerciali. Il rischio è quello di finire come Hong Kong. Hong Kong fa la quarantena, la fa severa, libera dalla quarantena i cittadini di Hong Kong e si ritrova a dover rifare la quarantena per la troppa velocità nel aprire e soprattutto io aggiungerei nell'aprire senza un criterio, perché comunque noi non possiamo pensare a ripartire da zero con un nuovo processo, cioè questo è quello che vogliamo evitare. Una volta che si apre punto e basta. Tenere duro è l'imperativo categorico, così come bisogna andare avanti con le sperimentazioni. Vale per i test sierologici sul fronte immunitario che su quello dei farmaci per la cura, come il discusso Avigan. È talmente innamorata sta storia dell'Avigan che in Giappone, ve lo dico, lo troverete in pagina domani o dopodomani sulla stampa nazionale, hanno iniziato la somministrazione a tutti i giapponesi. Quindi Avigan lì lo stanno somministrando. Quindi dico, perché non sperimentarlo? Noi siamo i primi candidati a sperimentarlo, spero che ci arrivi quanto prima il prodotto dalla Fuji, che è l'azienda che è titolare di Avigan, e in maniera tale che si possa testare. Resta la partita dei tamponi, 10.000 sono quelli fermi in frigo per la mancanza di reagenti, la situazione però si sta sbloccando con una soluzione fatta in casa. Forse una buona notizia c'è, perché oggi parlando con il dottor Rigoli, che è il coordinatore, ci fa da coordinatore per le microbiologie, oggi ci ha detto che forse il brodo ha preso forma, nel senso che il reagente prende forma e quindi potremmo avere qualcosa di fatto in casa.